Allora, rieccoci dopo la pubblicità. Avete visto nella prima parte, abbiamo parlato con i candidati per quanto riguarda le elezioni regionali. Ovviamente manca poco, dunque è stato un periodo breve ma intenso da parte di tutti, e ovviamente al termine abbiamo ospite, lo ringraziamo di questo, il sindaco di Padova Sergio Giordani, che se lo è tardi lo ringrazio. Grazie Buonasera. sindaco di essere con Buonasera noi, a tutti. e ovviamente perché ne è nato un vespaio davvero per tutto quello che è successo ieri. Allora facciamo un po' di cronaca. Ieri alla presentazione dell'abbattimento delle palazzine di Via Anelli, il sindaco Giordani è stato intervistato dai colleghi e su una richiesta della città che non è sicura ha detto diverse cose. Poi ha detto tra queste cose ovviamente che la polizia e i carabinieri e le forze dell'ordine per colpa di questi ovviamente che si comportano male lavorano. Se non fosse così ovviamente non trovano lavoro. Cosa ne è nato? Ne è nato un putiferio gigantesco con i social strapieni di insulti nei confronti del sindaco e con i sindacati di polizia e tant'altro. Un sindacato di polizia che hanno reclamato. Allora questa sera il sindaco nella prima parte è qui per chiarire le dichiarazioni di ieri, per capirci un attimino un po' di più e per capire che tutto sommato, insomma, al di là di quello che succede, poi siamo andati che tra la gente a chiedere se la città è una città sicura o no, si teneva con l'intervista fra la gente. Padova è una città, come continua a dire il sindaco, una città tranquilla. Sindaco, ecco qui, è una bella gatta da pelare, ne è venuta fuori ieri. La mia è stata un'iperbole un po' tirata, non sto dicendo che ho fatto bene o ho fatto male, non è stata certamente un'uscita positiva, però di base quando sento parlare che la città non è sicura, è sporca, mi irrito molto, per cui era mezza battuta che ho fatto e mi dispiace anche di averla fatta. La mia intenzione era solo di dire siamo un po' tranquilli, la città chiaramente è sicura, ma è sicura perché abbiamo forze di polizia, carabinieri, polizia locale, finanza. Oggi è stata una conferenza stampa stamattina in cui il questore ha detto che hanno arrestato chi ha spaccato la bottiglia in testa piuttosto che ha fatto 2 o 3 infrazioni sulle cose. Per cui io ringrazio il questore, ringrazio le forze della polizia, carabinieri, tutti quanti, perché stanno andando a fare una dimostrazione che per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda l'amministrazione comunale, è attenta alla sicurezza, è proprio anche che ci siamo fatti promotori negli ultimi mesi e abbiamo raggiunto l'accordo con il Ministero dell'Interno per fare una nuova questura. Questi sono fatti, non parole, al di là dell'uscita che posso aver fatto, non simpatica, Ma è infelice. stato su quella che vorrei, perché poi ne è nato sui social delle cose anche Ma non io vedo molto simpatiche. più importanti i fatti concreti, cioè essersi adoperati per Però fare una nuova sa questura. anche lei che la parte che a Padova, essendo un sindaco votato da metà città e metà ovviamente che la vede in modo diverso, ovviamente quando capita una cosa del genere che il sindaco fa un'affermazione viene valutata e viene poi anche commentata e commentata in maniera anche aspra oppure no, insomma dopo... A me interessano i fatti concreti, tutto il resto non mi interessa, a me interessa, siamo con il Ministero degli Interni, con l'aiuto del prefetto, siamo andati da fare per essere stazione appaltante della nuova questura, per non perdere neanche un giorno, per non perdere tempo, per far sì, questo è fare sicurezza, avere una nuova questura, il più presto possibile. Noi a ottobre pensiamo di avere il cambio, la permuta tra la Prandina. Ma poi ne parliamo. No, ma bisogna collegare i discorsi, se no non serve solo... No, poi ritorniamo perché è importante, perché ovviamente però oggi da una settimana tutte le prime pagine dei giornali, le locandine dicono Padova succede un episodio vicino al Duomo, Padova in piazza in centrale succede un altro episodio, cioè ce ne sono frequenti, tutti Vi piccoli ricordo ma che frequenti. stanno facendo una campagna politica, venerdì è finita la campagna politica, si ritorna alla normalità. Ovviamente ognuno gira la sua. Noi abbiamo una fortuna di avere le istituzioni che sono a fianco dell'amministrazione comunale, nel senso collaboriamo al massimo e stiamo avendo veramente, cito oggi, che hanno preso il barordo che sfasciava le vetrine e ha preso un bottigliato in testa, la gente, è chiaro che ci diamo da fare il massimo perché la città sia sempre più sicura. Aver fatto sì di essere stazione appaltante alla nuova questura vuol dire che ci interessa la sicurezza dei cittadini e ci diamo da fare, poteva fare qualche altro, siamo noi in maniera tale da essere responsabili, garante, abbassare i tempi per avere il più presto possibile la questura. Questo è fare concretezza. Però finché cresce la nuova questura ci vorrà del tempo e ovviamente la città deve percepire
una sicurezza che magari qualcuno non percepisce, Sindaco, perché la verità, io capisco, però è la percezione che ha la gente che delle volte Padova non è una città. Poi ti accorgi che a Como viene ucciso un prete, che ne succedono di tante altissime in altre Noi città. stiamo facendo il massimo, noi come polizia locale, come sindaco, come l'assessore Bonavina, in collaborazione con questura, prefetto, carabinieri, finanza. C'è una piena collaborazione tra tutti noi e la città facciamo il possibile. È chiaro che bisogna darsi da fare sempre di più, questo è sicuro, non è che scopriamo l'acqua calda e ci stiamo dando da fare. Bene, vuole dire qualcosa al sindacato di polizia per quanto alle dichiarazioni che ha fatto ieri oppure? Ognuno fa il suo giochino. Cosa volevo dire? No, io lo chiedo. No, non ho niente da dire, non ho niente da aggiungere, ho detto solo che può essere anche battuta infelice, ho stima massima delle forze di polizia, qualsiasi, ripeto, massima stima e rispetto, per cui non ho niente da aggiungere, se uno vuole equivocare, capire, era un mondo ideale il mio, per cui anche i giornalisti, cosa scrivereste voi? Era una battuta, era un po' ironica, era forzata, sbagliata, tutto quello che volete, però non è questo. Il problema vero è quello che si fa concretamente, non chiacchiere. E noi come amministrazione comunale stiamo facendo le cose rapidamente e fatte bene. Bene, allora lasciamo di fare la gente questa mattina, ovviamente, perché poi l'emotive che c'è questo. Sentiamo cosa hanno detto la gente sulla sicurezza e su Padova città sicura. Sentiamo. Sì, una città sicura, a parte queste spaccate di questi giorni, ma non è una città pericolosa. Quindi lei non ha paura ad uscire la sera o a far uscire sua moglie la sera da sola? Beh, c'è da pensarci un po', però noi non abbiamo avuto problemi, abitiamo in Prato della Valle, che è una zona anche un po', ma insomma, cose brutte non ce ne sono. In certi posti è pericoloso, ma penso sia abbastanza sicura, insomma, rispetto ad altre città, eccetera. No, va bene lei. Ma come tutte le città in determinate ore io penso che sia un po' pericolosa, insomma, no? Però mi sembra abbastanza ordinata ultimamente, ecco. Non completamente, no, non mi sento sicura, affatto. Sono molto attenta perché non mi sento sicura in questa città. Anche in centro, le dirò, non solo all'Arcella, un po' in quasi tutti i quartieri. Di qua passano le biciclette come fosse un'autostrada e non c'è mai un vigile e là c'è scritto zona pedonale. I vigili assenti completamente. Io che abito al Portello posso dire che non è per niente sicura, cioè è sicura per certi versi, però non è ben frequentata. Vorrebbe vedere più agenti in giro? Certo, l'ho anche chiesto, ma mi hanno detto che ci sono, solo che non li vediamo. C'è tanto spaccio, al Portello c'è tanto spaccio, questo sì. Comincia da via Altinate e io, a parte che io sono anche vecchia, però non esco più di sera. Io non esco di sera, sto a casa dove frequento il centro, mi trovo bene, mi sembra che ci sia tutto il rispetto delle regole. Potrei rispondere che dalle 7 del mattino alle 8 di sera lo è, poi io resto in casa e non so dirle altro. Ci sono certe zone dove ovviamente sono dei ghetti off limits, io abitando in centro, stando qui, è abbastanza sicura ed è facile da gestire. Certe zone però sono off limits. Sì, dipende dalla zona, perché noi comunque abitiamo in un quartiere che è abbastanza tranquillo, però comunque siamo fuori dal centro e alla sera comunque fa paura. Quindi quali sono le zone più pericolose? Vabbè, qui si va a quartieri, si sa che Arcella, vicino alla stazione, Stanga, quei quartieri lì sono un po' più pericolosi, ma se ne sentono tutti i giorni. Invece qui in centro, bene o male, comunque gira anche più polizia, carabinieri, quindi è un po' più controllata. Allora, io Padova non la conosco tanto perché ci ho girato poco, però magari in zona centro non troppo, un po' fuori forse sì. Non mi sentirei sicura di andare in giro da sola. Lei si sente sicura ad uscire da sola? Sì. In qualsiasi orario, anche la sera? Alla sera con qualche cautela ed evitando certe zone comunque. Tipo? Sicuramente la zona della stazione da evitare, poi le zone periferiche. Nel centro qualche porticato molto buio
se sono da sola cerco di evitarlo. Beh, io ci vivo di solito per l'università durante i semestri e mi sono sempre trovata bene finora. Forse ci sono alcune zone che sono un po' più pericolose, però io essendo qui nella zona vicino al centro mi sono sempre sentita sicura anche all'interno del mio collegio, ho sempre vissuto comunque in maniera pacifica. Ecco, signora, abbiamo uno spaccato di interviste importanti, non era una sola, c'erano parecchie, e da quello che abbiamo capito in questa chiave di lettura, che era il centro abbastanza sicuro, la periferia un po' meno, ci sono delle zone dove ovviamente di sera le donne, le signorine hanno paura di uscire da solo. Si può migliorare questa situazione? Perché è una percezione che uno ha, magari che non è vera, però la percezione è questa oggettivamente. Si può sempre migliorare, per me sembra che lo spaccato nelle interviste sia positivo. Per cui sempre bisogna, si può sempre, la sicurezza, come ho detto tante volte, non ha colore politico, è un diritto del cittadino, per cui se massimi sforzi da parte dell'amministrazione comunale e tutte le istituzioni siamo sempre da fare sempre di più. Mi sembra normale, però lo speccato che è uscito mi sembra abbastanza positivo. No, sì, sicuramente, dicendo che un po' quasi tutti però hanno detto che la zona della stazione e determinate zone sono un po' più pericolose, insomma, da frequentare di sera. La zona della stazione è indubbio, magari in tutte le città è così, ecco, in virtù che in tutte le città è così non è una giustificazione, però si può migliorare quella situazione sempre lì. Si può. Cioè, cosa ci vorrebbe? Sì, illuminazione, ci vorrebbero vigili, polizia, cosa ci vorrebbe secondo lei? Abbiamo assunto da poco 11 vigili, abbiamo fatto 900 telecamere. Bisogna impegnarsi molto sotto tutti gli aspetti e noi ci stiamo impegnando molto, penso no, anche aver dato la delega all'assessore Bonina vuol dire avere come assessorato più tempo, che magari prima non avevo, per curare i dettagli, per cui non sono soddisfatto. Però ci vuole più impegno da parte nostra, volontà, collaborazione con tutte le forze dell'ordine, come hanno detto la gente. Ecco, prevedo che la risposta io la conosco già, però gliela chiedo a livello giornalistico. Ovviamente i social l'hanno insultata in maniera Non leggo i social. Non legge, non so se non mi interessa, qualcuno gliel'ha riferito, magari può dire qualcosa a loro, oppure no? No, i social non mi interessano, proprio non li leggo, non mi interessano, non mi appartengono. Però c'è anche lei sui social delle volte che mette i post. No, ho detto i social non mi interessano, più chiaro di così? Continuiamo? No, non continuo, io ho fatto la domanda. Non mi interessano i social. Come le chiama Zaia? Leoni da stasera. Aspetti che mi ha detto che è caduto il microfono. Sono tutte persone che quando incontro personalmente poi cambiano idea. Sono tutte persone particolari. Gliel'ho chiesto perché nel leggerlo era giusto e doveroso da parte mia. Non lo so, ha dato la risposta. Non lo so cosa dicono i social, non mi appartengono, non li leggo, non mi faccio condizionare, non è un problema. Ognuno scrive quello che pensa, è democrazia, basta che non offendano, perché sennò cambia la logica. Però non so neanche se offendono perché non lo so. Beh, insomma, se qualcuno l'ha insultata, insomma, non è un problema. Perfetto, quando ognuno sa quello che fa, è tranquillo, è onesto, ha il coraggio di guardarsi allo specchio. No, lo sa perché le faccio questa domanda, perché conoscendola, io so che lei vorrebbe, uso il condizionale, accontentare tutti anche se è difficile. E per quello so che dentro di lei, anche conoscendola abbastanza bene, le dispiace che venga fatto questo. È per questo motivo che l'ho fatto questa domanda. Tutto qui, era solo una domanda conoscendola abbastanza bene. I social, ripeto, sicuro... non mi appartengono, non mi interessano cosa dicono. Ognuno scrive delle cose, ogni tanto mi dicono, ha scritto questo, ripeto, venerdì sera è finita la campagna elettorale, ognuno deve raccattare i suoi voti. E quindi pensa che le cose miglioreranno dopo la campagna elettorale? Insomma. No, insomma, un po' meno tensione penso ci sarà a parte di tutte. Va bene, vedo che l'ho visto un po', delle volte non si arrabbia mai, però l'ho visto un po' più arrabbiato del solito. Sono adesso un po' stanco, non sono arrabbiato. Ognuno fa quello che vuole, scrive quello che vuole, basta non passare da parte l'offesa. Ognuno ha le sue idee. Io cerco di essere equilibrato il più possibile, di dare un servizio alla città nei miei limiti, nelle mie capacità, non solo assieme con il mio staff, i miei assessori. Io penso che stiamo facendo benino. Stiamo facendo tante cose. Non voglio fare l'elenco solo di tutte le cose che abbiamo fatto, non sono tante. Forse a qualcuno disturba anche che facciamo tutte queste cose che magari qualcuno non è mai riuscito a fare. Questo è il problema.
Certo, però noi ritorniamo nell'episodio di ieri in Via Anelli, quindi lei l'ha già chiarito dicendo che... Io volevo ricordare che Via Anelli è una vita che si Adesso parlava. facciamo vedere l'immagine, parliamo di Via Anelli, che tra l'altro è una vita che se ne parla, e nella sua amministrazione finalmente quelle palazzine sono state, invece che criticare, qualcuno dovrebbe dire che bravo, diciamo così, no? Eccole qua le Ma la maggior palazzine. parte della gente dice bravo. Eccole qui, Sindaco. L'ultimo colpo, è l'ultimo pezzetto. L'ultimo colpo, si è messo anche la fascia proprio perché è un evento... No, è un evento... ho messo la fascia per essere un viceministro. Sì, no, ma no, era ironica, perché nel senso che è un sindaco e questo è un evento, perché riuscire a buttare giù quelle palazzine di degrado che tanti ne hanno parlato male, è stato un sindaco che giustamente meritava la fascia, nel senso positivo, Sì, al di là del ministro. Ma c'era un viceministro, è doveroso da parte mia mettere la fascia. Io intendevo che è doveroso quello, però che è meritevole, perché finalmente quelle palazzine che hanno proprio sono andate giù. Infatti è stato bravissimo l'avvocato Paia nelle mediazioni, è stato bravissimo l'assessore Michalizzi, è stato un lavoro di gruppo importantissimo, e a ottobre spero che riusciamo anche a concretizzare la permuta con la Prandina. Ricordo che siamo riusciti a fare 3 cose importanti, a battere qualcosa che era veramente, questo era simbolo di degrado, anche se era chiuso. L'amministrazione precedente avevo chiuso, non siamo riusciti a batterlo. Siamo riusciti a fare il cambio col demanio, avere l'area della Prandina. Nel contempo faremo la nuova questura. Certo, mi scusi se fa effetto vedere quella bocca che mangia il cemento così. Sì. Fa un certo effetto. Adesso ogni volta che lo rivedo mi viene sempre la stessa impressione come la vedo. E nel contempo avremo una nuova questura già finanziata, settorino già finanziata. Noi siamo fatti promotori come appaltatori, in modo tale da prendersi anche la responsabilità dei tempi, ovviamente con l'indicazione del Ministero degli Interni e la Polizia. Chiaramente non è che ci inventiamo la questura come facciamo noi. Faremo le gare, direzione o lavori per cercare di fare il più presto possibile. E cambia la zona radicalmente, nuovo ospedale, questura, veramente cambia la zona. È molto importante, sia per la sicurezza che la città. Vuol dire molte persone che graviteranno su quel posto lì, vuol dire che cambia le relazioni, bar, ristoranti, cambiano moltissime cambia il modo cose. di vivere, chiaro. Peccato che il commercio non funzioni come dovrebbe funzionare, perché davvero certi posti, come dice spesso lei, come dicono spesso anche in tanti, ovviamente se c'è movimento, se c'è commercio, se ci sono negozi, ovviamente sarebbe anche meno malavita. Insomma. Ma questo vuol dire anche avere moltissima gente, vuol dire moltissimi operatori, sia polizia, sia tutti quelli che collaborano assieme, vuol dire avere una parte interessante di popolazione che vive là. Quindi adesso lì quando inizieranno la progettazione, i lavori della questura, che tempi ci vorranno? La progettazione penso che riusciremo a cominciare a fare gare a fine anno, inizio dell'anno prossimo, a fare le gare. E poi c'è l'iter delle gare, è una gara importante perché, non so, Demanio ha previsto 7 anni. Demanio ha previsto 7 anni per avere la questura realizzata. Forse riusciamo a stringere un po' i tempi, perché abbiamo fatto noi come responsabilità? Per accelerare i tempi al massimo. È una cosa positiva, non è cosa negativa, che l'amministrazione comunale si prenda la responsabilità. È una medaglia per l'amministrazione comunale. Potevo aspettare che facesse qualche altro? Potevamo, scusa. Invece ci prendiamo responsabilità di fare una cosa. Questo vuol dire fare sicurezza, vuol dire atti concreti, vuol dire fare la questura, mettere i cani dentro droga, vuol dire illuminare, vuol dire mettere le telecamere, vuol dire fare sicurezza, vuol dire atti concreti, non chiacchiere. Non sono per le chiacchiere, sono per i fatti concreti. Questo è un fatto concreto importante. E la pubblicità, tra poco rimanete con noi.